Io credo che abbiamo la necessità di affrontare il problema con una certa razionalità e col buon senso. Dobbiamo creare veramente per le badanti, che rappresentano un servizio sociale molto importante per tante famiglie della nostra regione, un percorso per la regolarizzazione che le metta in condizioni di non dover attendere tempi lunghissimi per poter appunto garantire la continuità del servizio assistenziale presso le nostre famiglie. Io credo che quindi quando si pensa di clandestini si pensa chissà magari quello che va a rubare, quello che gira per le strade, nulla facente, eccetera. Ci si dimentica invece che la stragrande maggioranza dei clandestini sono proprio, li abbiamo nelle nostre famiglie, si chiamano assistenti familiari, badanti, per le quali dobbiamo veramente stabilire dei percorsi di regolarizzazione perché possano lavorare regolarmente all'interno delle nostre famiglie, garantendo la continuità quindi del servizio assistenziale, del prezioso servizio assistenziale che stanno facendo. Come Regione Veneto stiamo mettendo in atto un piano per cercare di portare un po' a sistema questo mondo che si è improvvisato, parte dal passaparola tra famiglie, parte da un'organizzazione spontanea dove ci sono solo pochi esempi di organizzazione pubblica a supporto di questo servizio. Noi stiamo ora con Veneto Lavoro predisponendo un sistema Veneto, vorrei arrivare a una definizione quindi attraverso dei soggetti accreditati che siano in grado di fornire manodopera qualificata, badanti qualificate, con garanzia per la famiglia e poter addivenire quindi ad una soluzione regolare. Certo è che c'è bisogno che anche una normativa statale per quanto riguarda l'immigrazione sia coerente con questo sistema e non entra in contraddizione. Oggigiorno, se applichiamo la normativa vigente, credo che queste badanti hanno paura di uscire di casa perché non appena escono di casa dovrebbero essere subito espulse.